La risposta arrivò pochi giorni dopo. Monica, la proprietaria dell'agriturismo, ci disse che saremmo stati benvenuti. Ed è questo che è stato lo spunto per parlare del libro che vi voglio consigliare per il vostro periodo estivo. Infatti, Un anno di vita in montagna al ritmo delle stagioni. Racconta la storia di due trentenni che, inglobati nel meccanismo lavorativo di una professione realizzata in piena città, ad un certo punto della loro vita decidono di voler fare delle esperienze diverse, alternative, pur rendendosi conto delle difficoltà che questa può rappresentare. Infatti, ad un certo punto della loro vita questi due trentenni partono dalla città di Milano a bordo di una vecchia Citroën e vogliono raggiungere una vallata nella vicina Brescia per vivere secondo il ritmo naturale delle stagioni. È un libro che io trovo molto interessante perché ci sono delle parti ironiche, ci sono delle parti che ci aiutano a riflettere. Infatti si riscopre via via l'importanza di fare un'attività all'aria aperta, si riscopre il piacere di cucinare quello che è il prodotto delle nostre fatiche nell'ambito dell'organizzazione di un orto o di un piccolo campo coltivato, ed è un po' quello che avviene nel nostro agriturismo. Ecco perché io mi sono un po' ritrovata in questo libro che vi voglio consigliare e vi voglio ricordare, di cui vi voglio ricordare il titolo: Un anno di vita in montagna, di Tommaso D'Enrico e Alessia Battistoni, seguendo il ritmo delle stagioni. Provate, leggetelo e lasciatemi il vostro commento.